vive l'esperienza del dono dell'Eucaristia domenicale, innanzitutto attraverso l'ascolto della parola di Dio, il pane spezzato e la comunità cristiana. È una comunità grande, fatta da tanti volti, sia i volti dei bambini che partecipano al cammino del catechismo, gli adulti e gli anziani. Animate la celebrazione liturgica delle parrocchie di Santa Margherita Ligure. Che servizio è questo? Perché lo fate? Tanto perché lo si fa per il Signore prima di tutto, poi è chiaro che insomma, è un dono come un altro suonare, perché tanto non è una cosa che viene da noi, per cui la metto a disposizione anche in questo senso. Ecco. Quanti siete? Come vi preparate? Ma in realtà non è che ci prepariamo, perché poi di volta in volta più o meno i canti sono quelli, quindi siamo in due, c'è un altro amico che verrà tra un po'. Siamo pochi, perché è importante animare la celebrazione, anche il canto aiuta a partecipare. Sì, quello sicuramente, quello è un momento anche per noi, poi ci sono canti che ti piacciono di più, canti che ti piacciono di meno, ovviamente li fai più volentieri quando... Lascia che la gente accumuli la sua fortuna, ma tu vieni e seguimi, vieni e seguimi. La presenza di Telepace oggi, la messa in diretta, comunque trasmessa, è un valore aggiunto per la comunità che ospita questa realtà. La presenza di Telepace oggi è un dono vero e autentico per le persone che partecipano all'Eucarestia, ma anche l'occasione per farli sentire vicini quelli che da casa ci seguono attraverso Telepace, in modo particolare gli anziani e gli ammalati.